Cominciamo la giornata con Silvestro, io, per chi non mi conosce, conosci. Allora facciamo un attimo una cosa, fate voi la mia intro e poi dici quello che dobbiamo fare. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan. Oggi ragazzi andremo ad insegnare a Silvestro Baffo A nuotare. una cosa molto importante per la vita, che ti servirà in futuro per... Sicuramente. Sì. Raga, non avete idea di quante volte sogno di annegare in acqua. Cioè, tipo, sto nel mio letto e sto affondando, capito? Ma tu veramente non sai nuotare? Non sai nuotare, dai. Non hai mai nuotato in vita tua? Questa è la prima volta, nel caso. Quindi se volete, diciamo, aziende che vendono braccioli, quant'altro, salvagenti per bambini, Silvestro è disposto a fare una sponsor purché insomma lo paghiate. Però visto che è un principiante Partiamo dalla base. Partiamo da... Oh, aspetta, ho un business. Braccioli, li chiamiamo Titan Baffo. Allora no, partiamo dalla base, bro. Ma abbiamo un paio di braccioli? No, che abbiamo... Mettitelo qui. questo, Mettitelo qui. Allora partiamo dalla base. Mettiti sì questo. Perfetto, Silvestro. Questo ti servirà per salvarti. ogni riferimento è pronto. La stiamo. Allora, vieni, cominciamo. Ma ti senti pronto Andrea? Aspetta, ad essere un istruttore idoneo per questa cosa. Quindi, Perfetto. in primis mi servirebbe un tutorial. Come si nuota? Allora, innanzitutto Cosa bisogna fare? Bisogna entrare prima in acqua, innanzitutto. Quindi facciamo una cosa lo gradualmente. Vieni qua. Allora, innanzitutto, sai cos'è l'acqua? È un po' bagnata, lo so. Acqua, liquido. Allora, Oh Andrea, che miseria. Ok. Allora, piano piano, no, perché sennò... Allora, qua ti dico già che qua ci tocchi, quindi non dovresti avere problemi. Quindi, l'unica regola, nei primi 2-3 minuti, non lasciarmi mai la mano. Ok? Per sicurezza. Allora. No, devi stare calmo. Innanzitutto non devi agitare. Non devi agitare. Sì. Allora, questo toglitelo perché non serve a niente. No, serve! Frate, ma ci tocchi, bro, ci tocchi. Vedi, piano piano tu ci tocchi. Allora, lo step successivo, questo è da principianti, cioè toccare col fondale alto, più basso di te. Questo è da principianti. Ci tocco. Posso avere quell'aggeggio, per favore? Va bene, se proprio le serve, aggeggio familiare. Allora, guarda me, praticamente adesso comincerà la discesa. Aspetta un attimo però, si vede, con calma. Guarda me come scende all'improvviso subito. Oh, vedi? Quindi è abbastanza alto qua. E già qua bisogna fare un movimento sia rotatorio, sia da parte delle avambraccia, sia da parte delle braccia, sia da parte di praticamente i piedi. Praticamente lo devi fare un movimento. Allora, vedi, qua non puoi... Oh, scusa. Ma lo vuoi questo? Sì. Ok, vedi. Sono da... Allora, piano piano. Guardate che non stiamo scherzando, Silvestro veramente non sa nuotare. no, ma io... quello è serio. Non sta facendo. Vedi, sta bevendo pure. Allora, cosa importante, tu non devi aprire mai la bocca e tenermi sempre per mano, ricordati la. Ok, non aprire mai la bocca, se non per dire cazzate che dici sempre. Ok. Allora, qua già non ci tocchiamo. Quindi comincia. Muoviti. Si vede, allora aspetta, si vede. Allora, la cosa importante è devi muovere le braccia così, guarda me. È un movimento naturale, esatto, è un movimento naturale. Cioè pure i cani lo sanno fare, perché tu no? È perché non sono un cane, fra. Hai ragione. Allora, vedi, già stiamo. Vedi? No, il movimento c'è, il movimento è naturale, bro. Ma che tu mangi anche un po' sto. Ok, Cioè, questo voi lo fate per divertimento, non sto rischiando la vita. Aspetta, vieni qua, mo. No, è troppo... Posso nuotare pure in retromarcia. Però scusami, fagli fare già il movimento proprio del nuoto. E ci arriviamo dopo, che adesso devi imparare prima a galleggiare. Allora fratello, la cosa importante nel galleggiare non è che tu non puoi fare solo questo, devi muoverti anche con le gambe spingendoti all'insù, ok? Così. Quindi questo lo dovrei togliere. Questo adesso purtroppo lo devi togliere. Allora però con calma, nessuno ci corre dietro. Posso avere questo, per favore? No bro, niente. Mi devi mantenere però. Frate, allora siamo qua che è la discesa, al massimo ti risalgo sopra, quindi. Allora io adesso ti mantengo, ok? Ti prego. Guarda me. Con calma, bro. Allora fai quel movimento di braccia e di... Esatto. Però non devi esagerare. Non agitare troppo. Deve essere giusto, però non ti preoccupare. Non agitare troppo.
Fede l'ha detto la cosa più importante. Mi deve le prime due regole, mi devi tenere la mano e non devi aprire la bocca. Ok. Guarda me. Ripeti questi due movimenti. Guarda le gambe come faccio. Ok. È dura. È dura, però ma siamo qua per questo. Siamo due amici. Forse. Prova a fare quel movimento di braccio. No! Sott'acqua, no! Prendilo! Oh! Maron! Oh! Maron! Non ci... Si face una fuga. Maronna santa! Te lo giuro! Ho avuto troppa paura! Mamma mia! Ma poi ho visto che è sceso sotto a tutto. Con calma. Allora non devi agitarti troppo. Quanti minuti sono? Ma quanti minuti? Si muoendo. Quanti minuti? Vieni dove tocco, vieni dove tocco. La buona bocca. Vieni dove tocco. Dove il piede, grazie. Ok. Vieni qua. No, in acqua un passo di nuovo. Vieni qua. Qua tocchi. Qua tocco. Allora in realtà inizia a galleggiare così, guarda, molto semplice. No? Con la testa fuori. Ma quello va sott'acqua, è qua. Allora, so galleggiare così. Ma com'è? Non stai galleggiando così. Oh, stai andando sott'acqua, stai andando. Oh, si vede. Metti Come le si schiena- dice Saracino? Questo è come galleggiano i morti. Su con le braccia. Muovi un po' le braccia, muovi un po' le braccia. Muovi le braccia, muovi le braccia. Giù le gambe, un po' più giù le gambe, un po' più giù le gambe. Esatto. Butta sul culo, butta sul culo. Vai. Muovi anche le gambe, Vai. Stiamo riuscendo. Però il movimento del nuoto ci sta quasi. Secondo me lo dovete mantenere da sotto. Prova con questo sotto. Vai, nuota. Tutto reale, questa è la sua Vai. La cosa divertente è che tutto reale. Io prima mi sono cagato su. Ma pure io. Perché lui mi tirava sotto. Allora io non sapevo se staccarmi oppure salvarlo. Io volevo salvarlo nel mentre, ma se lui mi tirava sotto come facevo? Cioè salvagente, non puoi affondare. Vai. Vieni. Mannaggia sta cosa. Oh, eccolo. Vai Silve, non avevi paura, vai Silve! Bravo Silve! Chiudi la bocca. Arriva qua. Ok. Ci siamo. Ci siamo quasi. Sta andando. Silve, come ti senti? Come ti senti dopo questa prima lezione di nuoto? Ottimista, si può fare. Ma posso tenta a fare le capriole dal trampolino? Sì. Posso saltare con questo? Veramente vuoi fare un tuffo? Sì. Vai, chiudiamo il video con un tuffo. Silvestro! Vai, ci sto io, vai. Vai, Silve! Vai, prova, però siamo noi. Tanto sta il salvagente, non può succedere niente. Ci sto io, vai. Sto pure io. Fanno così quelle. Sì, vai, Silve! Mantieni il ciambellone. No, buttati così. A candela? Sì, vai. 1, 2. Vai. Giù non vai. Vai, è acqua. Vai, però. Ragazzi. Vai, Silve, ci sto io. Io mi lancio. Vai. 3, 2, 1. Vai! Poi sei deciso. Vai. Deciso, solo ti fai male. Vai. No, non devo guardare in alto. No. Guarda Mirko, saluta. Vai, Silve, vai. Dai, coi piedi, buttati coi piedi. Datti una spinta, non mi faccio male. No. Guarda, però devi andare deciso, non andare impaurito, perché sennò ti puoi fare. Raga, è acqua sto blocco. È acqua meno sto blocco.
Chiudi la bocca. Sei vivo? Una Lo voglio fare di nuovo.